Mi hanno invitato a fare questa serata dove mi han dato carta bianca e per me la carta bianca è uno strumento molto importante perché mi fa pensare che si può fare sempre qualcosa di nuovo e infatti farò qualcosa di inedito. Sono degli omaggi a tre maestri molto importanti per me che, uno è stato Dante Spelta, pittore ma anche docente delle scuole medie, che mi ha acceso il fuoco. Poi c'è Gianfranco Maretti Tragiardini, poeta, che non è mai stato mio insegnante, ma fuori dall'aula lo è, insomma, è costato tanto. E poi Alberto Cappi, poeta incredibile, che mi ha insegnato moltissime cose a sua insaputa, e come tutti i grandi maestri, insomma, ecco, danno senza sapere di dare. Dipingerò in digitale sul grande schermo, nel senso che verrà tutto proiettato sul grande schermo e assomiglieranno a degli acquarelli, ma sono fatti su un tablet. Questa non è una forzatura perché è uno strumento che adopero tutti i giorni per lavoro. Ovviamente amo la carta, amo i pennelli veri, ma lo strumento digitale è, come ho appena detto, uno strumento utile, no? Per amplificare, poi come in questo caso su un grande schermo poi. Sto sempre facendo molti libri, poi ho l'insegnamento che mi prende sempre moltissimo tempo. Uscirà un libro adesso tra pochi mesi con Valerio Magrelli, poeta, per Rizzoli, un libro molto importante sulla guerra e sulla pace, quindi penso che sia la cosa più importante che adesso entro fine anno uscirà.